Eccoli ragazzi, se ne sta avvicinando 1 ora e 12. Fuoco! Fuoco sulla plancia di comando. Presto, ricarichiamo. Attenzione che le guardie ci stanno notando. Via, raggiungiamo il ponte ovest. Vediamo di raggiungere questa parte di nave. Dobbiamo eliminare tutte le guardie. Ecco la prima dinanzi a noi. Maledetto pelatone di merda. Ce l'abbiamo fatta, ok, guadagniamo soprattutto notevole esperienza. Attenzione ai colpi che sono molto limitati ragazzi, quindi usiamoli molto bene. Attenzione, ci sono guardie in arrivo da tutti i settori. Maledizione. Ecco, non è una. Perfetto. Ottimo, questo fucile svizzero mi piace. Abbiamo la possibilità addirittura di potenziare l'equipaggiamento aggiungendo mirini reflex e soprattutto caricatori aumentati. Mi ricorda un po' Call of Duty, però è un'idea molto originale. Teniamo. Lo stronzetto, ne rimangono 3 ragazzi. Fuori 4, ne rimangono 3. Nell'altra nave, eccolo lì. Maledizione, non è un fucile molto preciso. Eccolo. Ha imparato anche lui l'abilità del ragno. Ottimo, 49 colpi, ancora ce la possiamo fare. Attenzione, ci sparano. Ci sarà un cecchino da queste parti, dannazione. Ho sentito un colpo che mi è passato attraverso i capelli, mi ha rasato alla tipo Max Payne. I rinforzi sulla spiaggia devono essere qui intorno. Attenzione. Via, raggiungiamo maledetto. Ne stanno salendo altri. Maledizione, ce ne troveremo direttamente uno in bocca. Perfetto, ottimo. Attenzione, ci lanciano granate. Addirittura ci sarà qualche armamento pesante dalla spiaggia. Colpa alla testa, ottimo. Wow, ma il nostro Jason era all'inizio una sorta di coniglio. Si spaventava anche di tenere una pistola nelle mani. Vi ricordate all'inizio quando ci è saltato? Oddio, una granata. Ehi Dennis, ho colpito la Medusa. Senti, i pirati hanno mandato... Jason, va se ci vuole morti. Non perdiamo tempo. Ci troviamo ad Amanaki. Ci serve aiuto. Oddio, hanno invaso l'accampamento di Amanaki, ragazzi. Dobbiamo andare a salvarli. Vediamo un po'. Il richiamo della Medusa. Successo. Perfetto. Vai a parlare con Dennis. Come ci arriviamo da Dennis? Può essere un'ottima idea. Vediamo un po' di prendere questo bel motoscafo stile anni 50. Ottimo. Vediamo un po' di uscire di qui. Motore all'indietro. Dannazione, questi due motori Suzuki non ce la fanno a portarci indietro, probabilmente non toccano la superficie dell'acqua. Allora, nuovo tutorial, salute, impariamo sempre qualcosa di più. La salute è indicata dalle barre gialle intorno alla minimap. Q per curarti, compro prepara medicine, perfetto. Allora, curarsi senza medicine è più lento e meno efficace. Rigenerazione salute, quando perdi parte di un'unità di salute la salute si rigenera lentamente. Quando perdi un'unità di salute intera la salute non si rigenera e dobbiamo usare le medicine. Perfetto. RHIB, le RHIB sono barche leggere, stabili ad alte prestazioni. Quelle che trovi qui da un vecchio parco di divertimenti sono attrezzate con delle mitragliatrici, ottime soprattutto per combattimenti navali. Portano 6 passeggeri, 7 se ti porti i bambini. Ah, che ricordi, mamma mia. C'è addirittura un dizionario di tutto. Vediamo innanzitutto di potenziare la nostra abilità. Un altro bel tatuaggio può essere fatto direttamente nel nostro braccio sinistro. Vediamo che cosa possiamo fare. Abbattimento senza tracce, nascondi rapidamente i corpi dopo un abbattimento normale. Oppure nuotatore esperto, nuota il 25% più velocemente premendo maiusc sinistro. Meglio utilizzare l'abbattimento senza tracce, ragazzi. Prendiamo l'abilità, perfetto, vediamo un po'. Tieni velocemente premuto S per iniziare a trascinare il corpo bersaglio, bene, in modo tale da essere più furtivi che altro. Ok, diamo un'occhiata al nostro bel tatuaggio nuovo sul braccio. Bello, troppo bello. Allora, spingiamo la nave a mare, molto bene, con un bel calcetto. Ottimo, guardate che figo. Mamma mia, un gommone di 600 kg lo tiriamo via con un calcio. Ottimo, davvero molto bello. Ok, proviamo a salire immediatamente di dietro. Presto. Saliamo. No, questo è il coltello, dannazione. Interagiamo, ottimo. Allora, stanno attaccando l'accampamento di Amanaki, ragazzi. Dirigiamoci immediatamente lì. Olè, guardiamo indietro. Ce l'abbiamo la patente nautica, vero? Non è che ci prendono i carabinieri qui intorno, la polizia ci fa affettine. Vediamo un po' dov'è il luogo dove dobbiamo andare. Allora, perfetto. In queste condizioni dobbiamo andare da Dennis, il nostro caro amico. Me la faccio però con la nave, ragazzi. Raggiungerò la costa, raggiungerò l'officina Wellshore e scenderò qui a piedi, o magari trovando una bella, come possiamo dire, un bel mezzo di trasporto. Vediamo intanto di interagire contro questo bell'accampamento. Bene, a tutta manetta con questo nuovo gommone appena preso. Abbiamo detto che abbiamo una mitragliatrice qua sopra, mi sembra. Allora, diretti finalmente verso quella fonte di fumo là sotto, ragazzi, potete ben notarla. Questi bei motoroni Suzuki 500 cavalli l'uno, guardate come ci spingono. Cioè, andremo sì e no a 50-60 miglia nautiche. Mamma mia, proprio un mostro questo gran barcone. 200 metri dal nostro obiettivo principale, benissimo, stiamo andando molto bene. Ecco lì un accampamento probabilmente nemico. Non lo conquisterò adesso, ragazzi, perché i nostri amici ad Amanaki hanno problemi. Eccoci qui a 185 metri dalla nostra postazione. Ok, abbiamo recuperato notevole metri. Facciamoci un bel viaggetto in acqua.
Riculiamoci che abbiamo sudato parecchio. Parliamo con Dennis. Dennis, amico mio, dove sei? Ok, deve essere a 132 metri dalla nostra posizione. Ok, vedete là sotto quella bella casettina in mezzo alla radura. Mamma mia. Attenzione. Oh, un accampamento nemico. Ci preoccuperemo di recuperarlo magari più avanti. Prenderò, ragazzi, alla lettera il vostro consiglio di effettuare tutta la campagna, perché ho visto notevoli consigli. Soprattutto, attenzione, qua ci rompiamo l'osso del collo. Oh, oddio, ho sbagliato! Mamma mia. Il piede. Oddio. Mi sono rotto una gamba forse. Oddio, ci sono delle guardie là dall'altra parte, ragazzi. Forse non ci faranno passare. Ho detto ragazzi, vi prenderò alla lettera il vostro consiglio e effettuerò tutta la campagna in Far Cry 3, visto che ho visto che è di vostro gradimento e magari anche le missioni secondarie possono essere gradite. Allora, dov'è il nostro amico? Perfetto, dritto davanti a noi. Dobbiamo trovare magari un sistema per entrare senza farci vedere. Allora, da queste parti può essere molto utile un ponte in legno. Ok, affrontiamo questa bella radura dinanzi a noi. Ho paura che mi esca qualche tigre, qualche cosa del genere, un animale di grosse dimensioni qui intorno. Speriamo non serpenti, ragni, cose del genere. Ok, questa è proprio la specialità dell'abilità del ragno, ragazzi. Essendo quindi specializzato il nostro caro amico in questa terza abilità della furtività, è meglio evitare quindi combattimenti frontali corpo a corpo con i nostri avversari. Meglio sempre raggirarli, sempre una mossa ideale. Bella Jeep, mamma mia, guardate, oddio, ma qua proprio non hanno cura estetica per le auto. Guarda, proprio le auto sono proprio mezzi di trasporto da buttare. Attenzione, ragazzi, scendiamo da una collina. Oddio, calma, oh, mamma mia, no. Mamma mia, attenzione, con calma. Scendiamo senza freni, oddio. Meno male, ce l'abbiamo fatta. Bene, nuovamente nella strada SS 113. Vediamo di raggiungere il nostro bel luogo a ben 90 metri dalla nostra posizione. Vediamo che cosa sta succedendo al nostro caro amico Dennis, ragazzi. Dal tono della voce che ha utilizzato era probabilmente nei guai. Vediamo nell'accampamento di Amanaki che cosa sta succedendo. Vediamo un po', ecco, siamo arrivati. Benissimo, passiamo di qui. Ok, probabilmente possiamo passare qua attraverso, oppure non siamo troppo grossi, non ce la facciamo. Ecco qua, Villa di Amanaki. Vediamo che succede. 76 metri. Ah, qua sempre in festa sono, Vai a parlare con Dennis. Amanaki, luogo dei grandi desideri. Vediamo un po', Dennis, amico mio. Tarzan, eccolo qua. Vediamo un po' che succede. Che cosa è successo, amico mio? Parlami. Allora, Cos'è successo? Vas si prepara ad attaccare il villaggio. Sta preparando le armi in questo preciso istante. I miei amici sono nei guai. Che cosa diceva il messaggio? Li hanno portati in un posto chiamato BP. Vas chiederà un riscatto e poi li venderà lo stesso. No, bene, allora hai tempo. Jason, ti prego, combatti per noi. I Rakiat saranno uccisi. Se riesci a sabotare le armi, puoi indebolire Vas e ucciderlo. Lo farò. Ma sapevo di potermi fidare. I pirati tengono le armi nella segheria nella giungla. Prima disattiva l'allarme, ok? Se lo fai scattare, bloccheranno la capanna delle armi. Ruba gli esplosivi, poi distruggi le armi. D'accordo? bene ragazzi, come potete ben notare il nostro primo obiettivo della missione sabotatore è quello di andare alla segheria del nostro caro amico Vas, che a quanto pare si ritrova a ben 752 metri a sud della nostra posizione, ovvero ad Amanaki. Allora, innanzitutto vediamo di arrivarci in una maniera un pochino diversa. Ho visto che ci ritroviamo vicino a una sorta di ruscello. Magari possiamo utilizzare qualche bella imbarcazione per dirigerci nella maniera più rapida possibile, senza ottenere quindi una sorta di confronto armato contro le altre tribù locali. Però qua c'è qualcosa di più figo. Vediamo un po', non è la solita barca. Vediamo che è una specie di cavallo marino. Vediamo un po'. Moto d'acqua, bella. Vediamo un po' qualche cenno storico. Hai mai fatto un giro in una moto d'acqua armato fino ai denti? È la tua occasione per farlo, ma attento ai Jinx. Rivuole i suoi capelli e ha la licenza di uccidere. Mamma mia, vediamo un po' di farci un giro qui intorno con questa bella moto d'acqua e testiamola un pochino, ragazzi. Andiamo. Mamma mia, che veloce. Andiamo a tutta manetta in questo bel fiume sudafricano. Attenzione, non è che ci spunta qualche squalo qui intorno e ci mangia le chiappe. Attenzione, si sentono rumori un po' non consoni. Ecco qua un altro metodo per affrontare direttamente la natura in una maniera molto più rapida e soprattutto molto più divertente. Attenzione, qui sotto c'è qualcosa. Aspettiamo un attimo, facciamo un attimo un'immersione, vediamo che cosa c'è. C'è una specie di forziere qui sotto. Ce l'abbiamo le bombole, amico mio? Mi sa di sì. Avanti, bel tuffetto in acqua. Vediamo un po' che cosa c'è qui sotto.
Vai alla segheria, ovviamente, missione principale. Chissà chi è il pazzo che ha lasciato un bel forziere sottomarino per metterci un bel sigaro cubano. Probabilmente sarà un sigaro molto importante, sarà quello del presidente di Tropico, magari di qualche rivoluzionario cubano. Mamma mia, mettere un forziere sott'acqua solo per un sigarone, mamma mia. Andiamocene via di qui, ole, ma ci alziamo direttamente sulla parte posteriore di qua. Oddio, ci hanno visto! Dannazione, dal ponte, ci sparano. Andiamocene via, forse ci hanno perso di vista. Meno male, ok, entriamo in una zona non disponibile all'interno del nostro radar, quindi probabilmente dobbiamo conquistare la torre radio che si ritrova a nord-ovest. Benissimo. Possiamo lasciare la nostra... Ah! Aiuto! Oddio! Ah! Maledetto! Ah! Oddio! Crepa! Oh! Oh! Oddio, ragazzi! Mamma mia, coccodrillo maledetto! I coccodrilli sono responsabili della maggior parte di morti causate da animali sull'isola, perché c'è una sorta di rito di passaggio dove i giovani uomini devono toccare il muso di un coccodrillo con un bastone. Un po' come giovedì sera con la mia ex moglie. Mamma mia che paura, ragazzi! Un coccodrillo di circa 150 kg ci ha azzannato la gamba destra, saltandoci addosso. Oddio! Meno male che avevamo il macete, ragazzi. Dov'è il nostro coccodrillo? Dopo che mi ha fatto prendere un colpo, almeno avrei il piacere di scuoiarlo. Dov'è finito? Sul fondale marino? Oddio, dov'è? Pelle di coccodrillo, ragazzi, non voglio stare qua sotto però, mamma mia, peccato, l'abbiamo perso, se ne sarà sceso verso il fondale, non voglio rimanere più qui intorno, basta, basta. Oddio, una troupe di rivoluzionari che si sta muovendo con una bella jeep. Attenzione, oh mio Dio, ragazzi, ci hanno visto. Via di qui, via, via, oddio. Presto, presto, non siamo armati. Anzi, siamo armati, però non per confrontarci con ben 3 soldatini dopo un trauma di un coccodrillo. Vai alla segheria, ebbene, però prima di andare alla segheria, ragazzi, magari conquistiamo la torre radio, che può essere molto più importante, soprattutto perché avremo la possibilità di far commerciare come possiamo dire, i negozi della cittadina di Amanaki con qualcosa di più lontano. Vediamo intanto dov'è questa bella torre radio. È un pochino più lontano, ragazzi. Magari prima andiamo a effettuare la nostra azione in questa bella segheria e in seguito andremo a scalare quella bella montagna per raggiungerla. Avete visto però del gran coccodrillo? Una paura proprio, oddio, proprio non me l'aspettavo completamente che uscisse al di fuori. Però dai, ce la siamo cavati abbastanza bene. Sono riuscito a tenere la calma. La pelle di coccodrillo magari la prenderemo più avanti. Allora, cosa c'è qui? Una bella segheria. Cos'è questo? Ah, perfetto, una sorta di checkpoint. Interagire. UBR Deschamps. Che cos'è questo? Vediamo. Prove del Raikat al momento non disponibili. È una sorta di pietra calcarea che avrà un significato. Magari lo vedremo. Bene, ragazzi, vediamo di continuare adesso verso la nostra segheria che si ritrova ad appena 42 metri dalla nostra posizione. Possiamo sfruttare questo bel elemento naturale che a quanto pare ci può essere utile, ovvero è calata la notte. Possiamo nasconderci magari meglio nella fauna locale. Allora, vediamo Ecco questa il segheria. campo. Pensiamo all'allarme. Allarme, allora, marca le posizioni tattiche. Allora, vediamo un po'. Ah, dimenticavo, abbiamo la nostra bella fotocamera reflex. Innanzitutto l'allarme probabilmente deve essere là sotto, a 70 metri dalla nostra posizione. E, ok, disattiva l'allarme prima che scatti. Infatti l'allarme può essere un elemento molto rompiscatole, magari può allertare tutti i rinforzi che si ritrovano intorno. Vediamo innanzitutto cosa dice la nostra guida. I nemici usano gli allarmi per chiamare rinforzi. Sparare un allarme non disattiva gli altri. Tieni premuto E per disattivare un allarme, spegnendo così tutti gli allarmi. Benissimo. Allora, vediamo innanzitutto di agire furtivamente, segnando tutti gli avversari che si ritrovano qui intorno in modo tale da non avere problemi in seguito. Ok, scattiamo anche qualche foto per il governo statunitense, magari ci possono essere utili più avanti. Ok, vediamo qua c'è un altro bel soldatino, segnaliamoli tutti perché è molto importante per non avere poi problemi in seguito. Allora, vediamo cosa c'è. Cheese, facciamo le foto magari per la CIA, benissimo. Ok, attenzione, ce ne deve essere qualche altro però da queste parti. Allora, che cos'è questo? Attenzione, diamo un'occhiata nella leggenda. Predatore, ci sarà una sorta di tigre là sopra, dobbiamo stare attenti, quindi la parte ovest del nostro accampamento è sbarrata. Attenzione, qui c'è qualcun altro, eccolo, perfetto. Allora, vediamo un po' di studiare una tattica per andare direttamente all'allarme. Proviamo dal lato ovest senza salire il promontorio, ragazzi. Ok, perfetto, andiamo con calma, qui c'è una bella capannaccia, ci deve essere probabilmente qualcosa, c'è una luce che si attiva e si disattiva. Le capanne inducono sempre a qualcosa di importante. Ecco qua, infatti, cosa c'è? Carne di cane? Ce la mangeremo più tardi insieme a un'ottima birra. Qua c'è qualcun altro. Wow, guardatelo questo qui, che sta facendo? Si sta fumando una sigarettina? Dannazione, forse sta riparando direttamente l'auto. Allora, dobbiamo immediatamente attirarlo qui dentro, verso la staccionata, per
eliminarlo con calma. Attenzione, eccolo qui, si sta per avvicinare. Tattica alla Hitman, ragazzi, necessariamente. Non posso affrontare 500 uomini con appena 60 colpi. Eccolo lì. Silenzio. Pronto, vieni qui, amico mio, con quel berrettino rosso. Mi sembri tanto una specie di vandalo. Eccolo lì. Portiamolo più lontano. Ottimo. Dannazione, è passato dall'altra parte dello steccato. Maledizione. Vediamo di andare con calma. Oddio, non è che si gira all'improvviso. Presto, vieni qua, bello. Addirittura ha il giubbetto antiproiettili il nostro caro amico. Guardate un po', questi scagnotti sono molto più duri del solito. Vediamo cosa ha all'interno. Le chiavi di qualcuno. Questo sarà una specie di ladro, ragazzi. Le chiavi di qualcuno gliele avrà fregate a qualche poveraccio proprio per entrargli in casa di notte. Mamma mia. A quanto pare non c'è nient'altro qui intorno. Benissimo. Allora, un altro soldato a ore 12 davanti a noi. Vediamo innanzitutto di affrontare. Attenzione, qua mi sono bloccato tra i piedi del Bobcat. Fammi passare, dannazione. Ok. Attenzione, maledizione. Come fanno a non vederci? Sono ciecati praticamente. Avanziamo, molto bene. Vediamo di entrare qui dentro, ragazzi. Cosa c'è dentro? Ok, una specie di spogliatoio dove la squadra locale si fa la doccia e tutto il resto. Mamma mia, ci sarà un fetore qui dentro. Usciamo. Questo fischia, ragazzi, mamma mia. Vediamo di attirarlo un po' da quella parte, in modo tale da farlo secco. Attenzione. Meno male che è sera, ragazzi. Meno male, sfruttiamo a nostro vantaggio queste condizioni atmosferiche. Andiamo avanti. Bene, eccolo qua che si sta avvicinando. Questo bel rettone rosso con questa testa da stronzetto. Vieni qua, bello. Prendiamolo immediatamente e trasportiamolo via. Magari mettiamolo vicino a queste erbette in modo tale che nessuno lo veda. Attenzione, una scia di sangue sotto di lui. Date un'occhiata. Speriamo che nessuno la segua. Ottimo, bene. Fuori 2, ne restano 8 a quanto pare. Disattiva l'allarme prima che scatti, ok. Qua c'è uno seduto a terra che a quanto pare si sta costruendo una freccia. Che sta facendo? Sta ripulendo la canna del fucile. Bene, adesso gliela piantiamo direttamente in testa. Attiriamolo da questa parte. Ottimo. Ma veramente questa azione di lanciare i sassi è molto molto ingegnosa. Ci ha salvato la pelle non so quante volte, ragazzi. Ok, in mezzo alla fauna. Attenzione, come dei veri e propri mastini inferociti ad attaccare al momento giusto. Eccolo qui che si sta per girare. Attenzione. No, 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 no. Non ti girare, bello. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Abbattimento, 30 punti di esperienza. Ok, mettiamolo qui direttamente in questa bella selva. Ottimo. Allora, qui intanto c'è qualcosa. Che cos'è? Zenzero selvatico. È molto importante lo zenzero. Foglia cremisi. Magari può esserci utile per la composizione di qualcosa. Allora, si accosta benissimo al pesce lo zenzero. Ci sono 1000 ricette a Rock Island con pesce e zenzero selvatico. Attento però, a volte la bocca può prendere fuoco e puoi morire sul colpo, ma è così buono che ne vale la pena. A me interessa solo, se possibile, creare magari qualche altra siringa. Magari se qui scoppia l'allarme, scatta l'allarme, non abbiamo la possibilità di fuggire. Quindi vediamo un po'. Preparazione. Kit medico, benissimo, per guarire. Foglia verde, maledizione, non ne abbiamo. Ok. Procediamo, ragazzi, vediamo che cosa succede. Allora, ci rimangono 2 bersagli, anzi 4 bersagli, benissimo. Eccone un altro, facciamogli una bella foto per mandarla al presidente. Presidente, ok. Vediamo. Maledizione, sembra un po' dura la cosa qui. Non so davvero come passare. Vediamo magari di attaccarli dall'altra parte, utilizzare magari il mare qui, questa sorta di fiumiciattolo che abbiamo intorno. Però adesso ho una specie di fobia di quest'acqua, non voglio più entrare per via del coccodrillo. Oddio, vediamo un po', ecco lì c'è uno stronzetto che si sta a quanto pare godendo il panorama. Vediamo di passare inosservati. Mi devo ricordare di potenziare... Attenzione, giù, giù! Maledizione, si è girato verso di noi. Mamma mia, vediamo qua. Presto, avanziamo. Ecco, respiriamo un attimo. Oddio, ragazzi, guardate un po' cosa sta facendo. Vedete un po'. Madonna mia, guardate un po'. Via di qui, oh mio Dio, quest'acqua infestata. Tagliamo. Adesso so io cosa ti faccio. Ti taglio in 2, maledetto. Non si fanno questa... Oddio, ragazzi. Che fortuna, ragazzi. Mamma mia, si era appena accorto di noi, ma a quanto pare siamo riusciti a farlo fuori. Non so adesso se lo posso gettare in acqua. Saccheggiamo. Ok. Perfetto. Ottimo. Però a quanto pare, se non li riusciamo ad attaccare nella maniera più rapida possibile, dobbiamo per forza, come dire, attaccarli a corpo a corpo.